Buongiorno Notizia. 8 minuti dopo le 9 torniamo in studio a Buongiorno Notizie, il momento dell'ospite, oggi anzi degli ospiti, perché sono due inquadrati in questo momento dalla radio TV, per chi ci segue anche in video all'indirizzo studionovantitalia.it. Si tratta di Carmelo Barbagallo dell'esecutivo regionale USB Vigili del Fuoco e di Carmelo Nasello, precario Vigili del Fuoco USB. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora parleremo, ne abbiamo parlato già in passato con Carmelo Barbagallo, ma parleremo ancora una volta dei problemi di questa categoria, di questa valente categoria, quella dei Vigili del Fuoco, perché ci leghiamo all'attualità. Ieri, Carmelo, c'è stato un sit-in, una manifestazione con l'USB che è tornata nelle piazze italiane per la seconda giornata nazionale della campagna di raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare contro l'Unione Europea e contro i governi italiani. C'entra anche la vostra problematica in qualche modo, spieghiamo perché. Si era contro il pareggio di bilancio annuale che grava sull'economia di tutti gli italiani. Cioè si stampano monete e poi noi siamo costretti a pagare le tasse su questo, dispendio economico. Noi abbiamo partecipato come categoria dei Vigili del Fuoco perché c'è una spending review incondizionata che di fatto taglia sul soccorso. Ne abbiamo visto gli esempi sulle calamità, sulle microemergenze. Come ogni volta i Vigili del Fuoco vanno in difficoltà perché si deve decidere chi dobbiamo salvare e chi deve aspettare sempre, perché siamo in una grossa carenza di organico. Abbiamo detto in passato, appunto, abbiamo evidenziato questa carenza di organico, abbiamo evidenziato anche la carenza di mezzi a vostra disposizione e siamo a maggio, arriva la stagione calda, arriva la stagione del super lavoro da parte vostra. Sì, esattamente. Proprio ieri a Messina c'è stata una riunione con tutti i vertici sia della protezione civile sia delle forze di polizia e anche dei Vigili del Fuoco. C'era il direttore regionale e tutti i comandanti della Sicilia per prevenire quello che già è accaduto negli anni passati. Sì. Però voglio ricordare che quest'anno dovrebbero arrivare tante convenzioni, però purtroppo, ahimè, per la carenza di organico non potrebbero essere espletate in tutti i giorni che dovrebbero essere effettuate queste convenzioni, perché c'è una carenza di organico che prima veniva sopperita dai precari. Ecco, voi nei mesi scorsi avete parlato più volte di questi problemi, ma i vostri appelli sono rimasti inascoltati allora? Beh, diciamo che gli appelli non sono stati ascoltati, o in parte. I giorni passati è venuto il sindaco Bianco a farci visita in caserma, anche sugli accadimenti che sono avvenuti a marzo purtroppo, e ne parleremo tra poco. Sì, abbiamo parlato proprio di queste criticità che il corpo subisce che ha subito in questi anni. Poco fa si parlava appunto dei precari che suppliscono a questa attività, a questa carenza di personale. Carmelo Nasello è un precario da quanti anni? Da quasi 25 anni e qualche cosa. Quindi un tempo assurdo, no? Dopo 25 anni non si è potuto stabilizzare in organico. Perché? Ma i motivi sono pochi, non sono così tanto. Comunque io proverò a spiegarlo. Per tanto tempo abbiamo cercato, io insieme a tanti altri come me, perché non sono sfortunatamente da solo, ma siamo veramente tanti, abbiamo provato a tentare i concorsi e quant'altro. Stranamente accadeva sempre che non riuscivamo a superarli, però poi guarda caso per fare il vigile del fuoco discontinuo, quindi nel precariato, eravamo sempre in ottima forma e potevamo affrontare idonei a tutto ciò. Per cui ecco, detto così in soldoni, insomma, al nostro ministero siamo un toccasano da precario, ma se ci vuole inserire in organico, come è giusto che avviene in quasi tutti i corpi ministeriali dell'interno, dopo aver fatto il militare, poi visto che già lo Stato ha speso nei nostri confronti soldi, formazione e quant'altro, era una cosa normale l'inserimento di noi. Qual è l'aspetto più pesante? Dover subire una situazione del genere da oltre 25 anni precario, nonostante un lavoro lo si sa fare, lo si fa materialmente, però non si viene inquadrati. Esatto. Allora, ad oggi poi scatta anche una sorta di
Noi abbiamo, come tutti gli esseri umani, una dignità. Quella già ormai purtroppo è stata calpestata, sommersa. L'aspetto qual è? Io allora ho scelto di fare questo lavoro, che per noi diventa una dedizione, una passione. Certo, abbiamo detto più volte. E quindi ho scelto. E chi come me, e quindi come noi over 40, può dimostrare la realtà di tutto ciò che abbiamo detto, cioè il fatto che noi non stiamo lì perché vogliamo un posto di lavoro, assolutamente, ci sono milioni di lavori, ecco, che si possono fare. Noi siamo nati per fare il vigile del fuoco. E lo dimostra anche il fatto che da oltre 25 anni siete lì, non avete mollato. Esattamente. Continueremo a parlare dei problemi di questa categoria che da un lato, Carmelo, viene enfatizzata, viene sottolineato il grande valore, dall'altro lato però viene maltrattata con questo tipo di atteggiamenti. Tra poco ne parleremo a Buongiorno Notizia con i nostri ospiti Carmelo Barbagallo e Carmelo Nasello, vigili del fuoco, rappresentanti dell'USB. Restate con noi. Buongiorno Notizia. 9.31 ancora in studio con i nostri ospiti Carmelo Barbagallo, esecutivo regionale USB Vigili del Fuoco, e Carmelo Nasello, precario dei Vigili del Fuoco. Li abbiamo presentati prima, abbiamo parlato di questa situazione particolare. Con Carmelo Nasello parliamo appunto di questo precariato, un precariato che dura da oltre 25 anni nel tuo caso, ma sono tanti nella tua stessa situazione. Sì, purtroppo sono veramente tanti. Ad oggi, con le lotte, grazie a davvero un sindacato che posso dire adesso con i fatti, non con le parole, che ci ha dato davvero un grandissimo aiuto. Ha acceso i riflettori su noi, sulla nostra situazione, e non li ha più spenti, anzi ogni giorno in più ne accende ancora in più. Voi ricordiamo, dicevamo prima fuori onda, che lavorate per pochissimi giorni all'anno. Sì, noi oggi allo stato attuale siamo arrivati che, insomma, anzi fino all'anno scorso ci davano la disponibilità di soltanto 12 giorni, dico 12 giorni all'anno. Non potete neanche mantenere la famiglia, non siete in grado di avere un sussidio. Assolutissimamente. Qualcosa però sta cambiando. Cosa? Sì, grazie appunto alle lotte che in piazza di USB, insomma tutti noi abbiamo ottenuto la famosa risoluzione Fiano. In cosa consiste? Consiste in poche parole in questo, insomma l'Europa chiede alle nazioni di eliminare il precariato. Noi, essendo che siamo passati nello status di precariato, quindi prima eravate discontinui, volontari. Quindi eravamo volontari. Adesso sì. Siete precari Adesso a tutti gli effetti. Siamo precari a tutti gli effetti, sempre grazie alle lotte in piazza. E questo cosa significa? Vi dà uno status particolare? Perché sì, appunto... sì, esattamente. A questo punto noi adesso dobbiamo essere stabilizzati, cioè essendo che l'Europa chiede che deve essere eliminato il precariato, noi finalmente abbiamo l'opportunità e la possibilità di poter... Si riaccende quindi la speranza, esattamente, in qualche modo. Carmelo Barbagallo, una situazione che potrebbe risolversi nel giro di un triennio, abbiamo detto, almeno queste sono le aspettative. Parliamo invece delle vostre battaglie, ma parliamo anche dei vostri colleghi che hanno vissuto una brutta vicenda di cronaca, ne abbiamo parlato più volte anche attraverso questi microfoni. Prosegue la raccolta fondi che voi state portando avanti. Sì, innanzitutto volevo salutare sia Giuseppe Cannavò che Marcello Tavormina, che stanno recuperando, e volevo ribadire la raccolta fondi che è stata, diciamo, grazie all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, è stata indetta una raccolta fondi a favore sia delle famiglie delle vittime sia dei colleghi che ancora non sono tornati operativi perché hanno dei problemi di salute e devono recuperare. Quindi hanno anche delle spese mediche da sostenere, esatto. Non solo, no? Sì, esattamente. Come sta andando questa raccolta? La raccolta, diciamo che non decolla, però anche da parte di noi Vigili del Fuoco stiamo dando e diamo un grosso contributo ai nostri colleghi, perché noi, essendo una famiglia nella famiglia, non abbandoniamo mai i nostri colleghi, e questa raccolta fondi serve, diciamo,
di contributo a, diciamo, ad alleviare questa grossa problematica. Come avviene la raccolta? Possiamo ricordare un indirizzo, un conto corrente? Sì, tramite il sito internet dei Vigili del Fuoco è facile trovare dove si può effettuare questo versamento. Quindi basta andare sul sito internet, lo ricordiamo, Vigili del Fuoco, www.vigilidelfuoco.it, oppure sul sito internet dei Vigili del Fuoco di Catania. Benissimo. Si può trovare facilmente questo conto corrente dove versare questi fondi, che poi verranno distribuiti alle 4 famiglie vittime dell'esplosione di via Garibaldi. L'appello quindi ai catanesi, ma non solo, di contribuire e di fare qualcosa di concreto per loro. Con Carmelo Barbagallo un'ultima domanda, abbiamo parlato di tanti problemi, quello del precariato, la mancanza di personale, paradossalmente di mezzi, sono tutte istanze che voi ripetete periodicamente e che adesso col nuovo governo avete speranze di risolvere in qualche modo o no? Speriamo che almeno prima in campagna elettorale si parlava anche di Vigili del Fuoco, di dare un forte respiro alla categoria. Noi, come ripeto, non ci fermeremo, rivendicheremo sempre le vicissitudini che hanno i Vigili del Fuoco, su tutto la carenza di personale, i mezzi, anche la formazione stessa, perché essendo in pochi non possiamo essere estrapolati. Volevo fare un piccolo, diciamo, punto sulla risoluzione Fiano. Purtroppo ha visto esclusi anche altre persone perché non avevano i requisiti per l'accesso alla risoluzione Fiano, ma noi continueremo a lottare anche per chi non ha avuto la possibilità di essere inserito in questa risoluzione. Noi torneremo in piazza e non abbonderemo mai i lavoratori. Insomma, i Vigili del Fuoco hanno bisogno di mezzi, hanno bisogno di personale qualificato, soprattutto quelli che da tanti anni già lavorano in qualche modo come volontari prima, adesso sono precari. Bisogna aiutare questa categoria che svolge un lavoro difficile, svolge un lavoro meritevole, abbiamo detto più volte. Noi ringraziamo oggi i nostri ospiti, Carmelo Barbagallo dell'esecutivo regionale USB Vigili del Fuoco e Carmelo Nasello, precario dei Vigili del Fuoco, anche lui dell'USB, per il vostro intervento, e speriamo di poterci rivedere questa volta per buone notizie. Grazie a voi, grazie. Buongiorno Notizia prosegue ancora con tante notizie e approfondimenti, restate con noi.